è un punto cardine anche per la Regione Veneto e il mondo del volontariato. È chiaro che io vivo in quel territorio e la realtà SOS Valeggio è una delle realtà importanti e significative che noi abbiamo nel nostro territorio. Essere qui oggi, aver accolto questo invito, non è solo riconoscere un pezzo di storia, perché è un'associazione che ha 40 anni di storia, l'anno prossimo festeggiano questi 40 anni, ma è riconoscere il merito quotidiano che hanno e che fanno attraverso la cura e l'attenzione verso le persone. E dico, in un mondo dove c'è sempre negatività, portare un esempio di positività e di giovani vuol dire riconoscere una realtà diversa da quella che oggi viene descritta. L'associazione nasce e si occupa tuttora principalmente di soccorso in ambulanza. Abbiamo una convenzione insieme all'ULS 9 di Verona e al 118 di Verona e prestiamo servizio attraverso un mezzo infermierizzato H24, 365 giorni l'anno. Abbiamo poi altre ambulanze che effettuano trasporti secondari, quindi ad esempio di missioni, trasferimenti da ospedale a ospedale, un'automedica che si occupa del trasferimento di equip per trapianti e espianti di organi o per lo spostamento proprio dell'organo in sé da un ospedale all'altro. E questo è quello che quotidianamente facciamo. Abbiamo in totale 5 ambulanze e un'automedica. I numeri sono importanti anche dal punto di vista umano perché abbiamo 120 volontari a cui va ancora il mio ringraziamento, come ho detto prima durante la conferenza, e 10 dipendenti che quotidianamente svolgono servizio sui nostri mezzi. Ultimamente, e mi permetto di ripeterlo come ho detto prima in conferenza anche, l'associazione ultimamente sta raccogliendo quelle che sono le diverse esigenze del territorio, sia da un punto di vista sanitario ma anche non. Penso alle convenzioni con il comune di Valeggio sul Mincio e con l'Università di Trento legate a quella che è la sfera psicologica, soprattutto dei ragazzi che hanno sempre più bisogno di un supporto più in questo senso che non fa a livello prettamente fisico. Oppure anche progetti che stanno partendo, che sono già partiti, legati all'ambito della sicurezza stradale. In questo senso mi preme ricordare anche due ragazzi che recentemente ci hanno lasciato, Davide e Stefano, la cui sensibilità delle famiglie nei confronti del SOS Valeggio, perché hanno appunto donato quelli che sono i proventi raccolti durante i loro funerali all'associazione e anche in queste occasioni ci siamo domandati cosa noi possiamo fare per la cittadinanza e abbiamo intrapreso dei progetti, ad esempio con le scuole guida, per portare il primo soccorso e la sicurezza stradale il più possibile direttamente alle persone che poi guidano, si mettono in strada, come i neopatentati ad esempio. Quindi ci stiamo veramente allargando per cercare di raccogliere e di venire incontro a quelle che sono le esigenze che quotidianamente nascono anche nuove tra le persone, nella cittadinanza. Tenendo conto che in Valeggio, solo Valeggio, conta oltre 80 associazioni che si dividono in vari ambiti, però in questo caso aiutano a svolgere delle attività che l'amministrazione comunale, in questo caso comunale ma pubblica in generale, avrebbe molta fatica a svolgere in piena autonomia, per cui è quel supporto vitale e basilare per le amministrazioni e essere di supporto non solo in maniera economica, ma anche solo in aiuto anche burocratico, amministrativo a queste associazioni, diventa più semplice farle lavorare e rendersi ancora più utili di più di quello che già fanno. Per Dunque cui una interazione e una sinergia tra volontariato e enti pubblici. sì, assolutamente sì, perché se vogliamo far funzionare questa macchina, questa sinergia tra queste realtà deve essere piena e organizzata, insomma, anche perché bisogna anche organizzarla bene.